Un nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione, il rifacimento completo degli spogliatoi, una nuova gradinata e nuovi impianti idraulico ed elettrico e l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche. Con una spesa di 700.000 euro, il 30% dei quali reperiti con un mutuo a tasso zero di fondi sport e il resto con risorse del Fondo Strategico Regionale, il comune di Casarza Ligure ha dato avvio ai lavori di riqualificazione del proprio campo di calcio, un luogo dove fare sport, ma anche e soprattutto di aggregazione per tutta la Val Petronio. Attraverso questo intervento noi abbiamo dato la possibilità, grazie a una società nuova, di implementare il settore giovanile. Per noi è fondamentale ed è poi la vera ragione per la quale abbiamo investito tante risorse comunali, è quella di far sì che le ragazze, i ragazzi, i bambini diversamente abili fanno aggregazione sociale, vengono a giocare a pallone e vengono a fare sport, perché questo campo può essere anche un punto in cui non si fa solo calcio, ma si fa anche dello sport e della socialità. In ultimo voglio dire un'altra cosa importantissima, che questo intervento è frutto anche di un lavoro sinergico fatto dalle maestranze comunali, i tecnici comunali, ci abbiamo creduto molto, per cui per noi è un risultato. I lavori partiti in questi giorni dovrebbero completarsi entro la fine di agosto. Una volta ultimata la riqualificazione, il nuovo impianto sarà intitolato allo storico presidente dell'Associazione Sportiva Casarza Ligure, Alberto Grassi, che la fondò 50 anni fa. 50 anni di società sportiva, festeggeremo quest'anno, la CD Casarza Ligure fa 50 anni, intitolazione ad Alberto Grassi, primo presidente della CD Casarza Ligure. I tempi sono quelli che entro la fine dell'estate, inizio stagione calcistica 2024-2025, il campo sarà finito e quindi anche sia la prima squadra della CD Casarza Ligure che l'Atletico Casarza, che è una realtà importantissima che abbiamo sul territorio, voglio ringraziare perché si sono sempre resi a disposizione, poi hanno nella loro filosofia il cosiddetto terzo tempo, quindi fanno anche della socialità, e il settore giovanile avranno la possibilità di iniziare la stagione calcistica da fine agosto ai primi di settembre.